nonostante la distanza, proprio perché il nostro proposito è portare Barisardo nell'isola, nel resto dell'isola, i nostri costumi e anche parte delle nostre tradizioni. E qua appunto praticamente abbiamo il cosiddetto nenniri. Si tratta in pratica del grano che viene fatto germogliare al buio, che probabilmente tutti conoscono per la ricorrenza della Pasqua, perché si prepara in molte parti dell'isola ma anche nella penisola. Noi in particolare ci siamo affezionati perché lo portiamo in processione il giorno di San Giovanni. San Giovanni non è il patrono di Barisardo, però viene festeggiato alla grande. È un rito praticamente tipico del mondo contadino. Barisardo è sulla costa centro-orientale della Sardegna, di vocazione prevalentemente agricola al tempo, nonostante abbiamo il mare a due passi. Quindi era praticamente un rito propiziatorio col quale ci si augurava un ottimo e abbondante raccolto. Le ragazze nubili lo praticamente coltivavano i primi di giugno, ci vuole una ventina di giorni per farlo germogliare, viene tenuto al buio per poi essere addobbato con fiori, frutta e queste croci di avena, per poi portarlo in processione appunto il giorno di San Giovanni, buttarlo a mare una volta che veniva spogliato dai fiori e dai frutti ed essere offerti proprio in segno di un buon raccolto, augurandoci un buon raccolto. Davvero grazie, perché così questi racconti ci fanno entrare un po' anche nel gioco non solo delle danze ma di questa storia che amiamo raccontare. Fausto Pistis è molto giovane e col suo organetto adesso accompagnerà questo veloce ogliastrino, quindi un ballo dinamico, e vedrete come si articolerà nella fase evolutiva del suo svolgimento. Un applauso per gli amici di Barisardo.
Thank you.